Buon pomeriggio a tutti amici di Blue Music Live. Ecco Simone, ve l'avevo promesso che oggi pomeriggio tornava. Buon pomeriggio a te Simone. Buon pomeriggio, Come stai? A tutti, benissimo. Che ci racconti oggi? Stiamo rinnovando. La tua... Guarda, sì, ma ci state vedendo che abbiamo le cuffie? Abbiamo le cuffie, abbiamo il microfono. Che belle cuffie che hai. Che belle cuffie che hai. Nel frattempo anzi no, aspetta, si collega un po'. Sì, ok. Abbiamo il nostro amico Matias. Dobbiamo rispondere ai vostri messaggi. Mandate dei messaggi anche qui, che è qui in studio. Non ci credo neanche. Niente. Abbiamo trovato anche la nostra sigla musicale. Finalmente siamo riusciti. Jingle bell. Vabbè. Cioè, Natale. Per fuori. Abbiamo qualcosa perché non può essere veramente. Allora, io devi chiedere se ma che vado in 104. L'ho risposto. Me l'ho risposto come me. Non ci aiuto, vedi? Perché non ci aiuto? Ma perché sottovaluto? Io non dico che ti so, per essere sì, certo, perché sono bassato di livello. Non scherzando, stai scherzando. Ma senti, io avrei un parere del nostro amico Nino Marchi. Nino Marchi, pronto? Come vuole essere una cosa? La strada Nino Marchi ci sta dicendo. E comunque, visto che ho trovato la nostra sigla finalmente apertura, adesso la mandiamo apertura alla nostra chiusura di programma. Nel frattempo volevo chiedere dalla segna, nonché chitarrista. Salve. Cosa devi fare? Poi sempre per la diretta le cose e ci dice cosa dobbiamo. Quindi non si ti vendono. Attimo già in diretta. Ma sei sicuro che sei tu? E lui no, non ti preoccupare, questo è, la stavamo scaricando. Il live mio è quello. Ok. Enea, già ti ho salutato in diretta. Vorresti passare a stare in nostri... tu riusciamo a braccia che passano. Come se non fosse. Sì. Allora ci state sentendo? Io ora aspetta, devo salutare Enea. Sì. Dov'è Enea? Pronto? Enea non mi sta. Enea dopo lo saluti, magari nel frattempo. Sì, no, nel frattempo. Enea! Passi, saluti i nostri amici, per favore. Grazie. Nel frattempo. Mascia Brancarci. Ciao Mascia, buon pomeriggio. Mascia, buon pomeriggio. Vuoi salutare i nostri amici? Me ne dai 5 minuti di confidenza, per favore. Vuoi salutare i nostri amici? 5 minuti di 5 grazie. Tu te la dovresti mettere, Mario. Tu la devi mettere. Noi già siamo tamponati. Siete tamponati? Sì, ci hanno tamponato, ma già siamo tamponati. Non ci entra. Vi saluta Enea. E se volete un consiglio, dal reparto della chirurgia della Blue Music. Nel frattempo vi do un grande video. Andate su YouTube e cercate Enea Cantamango e vedete, ascoltate e capirete. Chi? Enea? O Simone? Ah, ok. Il bello della diretta è che noi vediamo le cose. Simone, ora dimmi, però questa cosa che tu ti stringi troppo, no, è stato io vado a registrare. Ok, vado ma senti una cosa. Senti, sì, perché questo è il reparto chirurgia. Che bella diretta. Oggi state vedendo. Cioè, mi sto emozionando veramente. Oggi state vedendo tutto quello che succede. Sì, perché noi facciamo. Ciao Enea, ti stanno salutando, Enea. Ciao. Ascoltatelo. Ciao. No, non dobbiamo dare neanche la mano. Va bene ragazzi, io vado di là, vado a operare. Salutimi a Mike quando sei. Va bene, d'accordo. Amici. Ci vediamo dopo. Ciao amico ascoltatore. Aspetta, non so come uscire. Il problema, ragazzi, mi ha rotto il computer, pazzesco. Okay. Nel frattempo dicevo, mandiamo la nostra canzone di inizio puntata. Tu dici. E ci vediamo tra pochissimo con vediamo. Non è vero, sta dicendo bugie, non l'ho ascoltato. Dice delle bugie che non è. Mandiamo la nostra sigla e poi puoi aspettare ci rivediamo dopo. Che devo aspettare ancora? Un attimo. Dalle 4 meno un quarto per mettere una canzone. Smettila, finiscila. Non sono le 4 che meno un quarto. Ti stai facendo confondere. Non ti preoccupare, facciamo. Ti stai facendo confondere. Ce la vuoi smettere per favore? Allora. Nel frattempo scriveteci. Simone, vuoi parlare del sondaggio di oggi? Sì, oggi abbiamo fatto un altro sondaggio
Qual era? Me lo sono dimenticato, madonna mia, mi dimentico No, tutto. vabbè. Allora, qual è il vostro posto? Ah, vero. Tu nel frattempo cerca. No, dicevo, Sì. oggi abbiamo pensato a un altro sondaggio, Sì. visto che ieri erano un po' confusi, non rispondevano in tanti, penso che questo lo possono dire. Il nostro sondaggio di oggi riguarda alla fine, quando finirà, se finirà questa pandemia, Sì. questo lockdown, Sì. queste restrizioni che ci hanno messo, qual è il posto preferito dove vorresti andare? Allora, vorrei farti una domanda dopo questo sondaggio. Dici. Io ancora non sto capendo oggi Perché fai di domande? che marca ha il cappello, Mari, perché è bianco, Ma se è tutto bianco e non si non ha capisce. importanza, perché se io dico la marca sto facendo pubblicità, la pubblicità a me non mi paga, quindi non Secondo me è dico. marca Pernicotto. Comunque, a voi la sigla e ci vediamo dopo. Ciao! Con la mente ormai stanca e con il cuore a pezzi sto pensando a te. Alzo gli occhi nel cielo, al posto del sole una nuvola c'è. Mangio un altro ricordo sul letto di un prato vuoto senza te. Ed un fiore appassito muore lentamente, muore insieme a me. Per sempre tu sarai, mai non ti lascerò. Noi siamo cielo e mare, siamo nati insieme a te. E credeva a chi occhi che abbagliavano un cuore che guardava a te. E ogni giorno più forte se facevo bene a voglia di volere. E il tuo seno cresceva giorno dopo giorno, sempre un po' di più. E il mio viso bambino diventava grande tra i capelli tuoi. Per sempre tu sarai, mai non ti lascerò. Se tu resta buci, carici sempre a me. Queste mani più fredde che non voglio niente, che non voglio campare. Torna a reduco di e metto incontri in da vita che è passato già. Ed è un giorno diverso, un giorno di sole, un giorno insieme a te. E quel fiore appassito non sta più morendo, ma resta con me. Per sempre tu sarai, mai non ti lascerò. Il pane del domani lo dividerò con te. E facevo il progetto, sabato da schedini, io capo insieme a te. E suonava una chiesa e tu vestita bianca che aspettava a me. E suonava una casa e un figlio tale quale a te. Mo' è picciato sti suoni con fuoco e male che tu hai fatto a me. Per sempre tu sarai, mai non ti lascerò. Se tu resta buci, carici sempre a me. Bentornati nella nostra diretta, bentornati, volevamo salutare Vanessa Gioia, ciao ragazzi, buon pomeriggio da Gabriele Emanuele, ciao, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Ah? I miei cuginetti piccoli, Gabriele e Emanuele. Ah, ciao piccoli cuginetti di Simone.
poi salutiamo Giusy Parisi. Nonché la mia metà che finalmente oggi pomeriggio ci sta seguendo. Sì. Scoop, mare, scoop. Queste sono notizie. Amore, bel ragazzo. Non sono un bel ragazzo io. Bel ragazzo. Che bel ragazzo che sei, Simone. Allora. Noi stiamo bene. Sì, Tu come stiamo stai? stiamo bene. Allora, rilanciamo di nuovo il sondaggio per chi si è collegato adesso. Rilanciamo di nuovo il sondaggio che era alla fine di questa pandemia, lockdown, chiamiamolo restrizioni che noi abbiamo in questo momento. Qual è il posto dove preferireste andare alla fine di tutto questo? Lo scrivete e voi nel frattempo commentiamo anche noi. Il tuo Simone, posto preferito quale sarebbe? Il mio posto Dove preferito? vorresti andare? Dici, esponiti. Il mio posto Vai, preferito vai, dove a vorrei parole d'oro, andare, piano ma piano, a parole d'oro. nel senso dove vorrei andare tipo che devo partire Ma oppure... perché quando sei sempre complicato? No, perché... Un posto bello. Allora, un posto bello, i Che posti secondo belli. te è bello? Sì, Dove vorresti andare? dove vorrei andare di bello. Allora, io di bello vorrei andare a rivisitare, perché non l'ho visitata tutta, Roma. Ci sono stato. No, ma Roma ci vuole tanto tempo per poterla visitare tutto. È enorme. Ma tu Sono l'hai stato- visitata tutta? No, come faccio? Mare, dopo di questa io divorzio. La tua dolce metà ti ha scritto qualsiasi posto lontano da Simone. È amore. Sprigiona proprio amore la tua ragazza. Solo commossa. Proprio... Che amarezza. No, qua, Che amarezza, meno male che femmine ce n'è tante. no, dai, non si dicono queste cose. Che amarezza. Il mio posto preferito è... Il Non mi letto puoi e dormire. togliere le cose nel frattempo che leggo. Stiamo parlando. Ah, scusa. Dici, Questo è sempre bello della... Dateci tempo, poi tutto questo penso che non la dici. Stavo leggendo Giusy Parisi ama Mischino. Ti sta Mi stanno difendendo. ti sta Pazzesco, signori. Attenzione, colpo di scena. Ci spunta Simone. Va bene, va bene. Stavo dicendo, poi, allora, tu dicevi Roma. Sì, sono stato a Roma. Se non ricordo male, 3 No, ma giorni. non solo, io vorrei sapere un posto dove tu vorresti andare appena Il mio finisce il posto- lockdown. Appena finisce il lockdown, oppure il mio sogno... Che poi non è lockdown, è semi-lockdown. Cioè, ho sbagliato a dirlo. Appena finisce la pandemia. Dici. Vabbè, il posto dove vorrei andare... Dici. Allora, in generale, oppure alla fine? Alla fine, ma Alla fine... è un posto bello il che tu posto vuoi dove andare. vorrei tornare Sì. è Napoli. Sono stato Vabbè, quello, mare, tantissime io... volte e sono innamorato di quella città. Siamo Ho due. tantissimi amici che qualcuno mi sta ascoltando, saluto. Ciao amici. Però il mio sogno è passare il Natale a New York, in America, a New York, e andare a vedere la sera di Natale il concerto Merry di Michael Bublé. Christmas. Na, 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 na. Sì, Na, guarda. na, 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 na. Come sempre vi ricordo che oltre al sondaggio Sì. potete scrivere una canzone che vorreste ascoltare. Come così potete scrivere una canzone? Possono scrivere le canzoni quelle che andiamo io e tu? Che bella cosa! ditemelo che poi mi capite, ditemelo. Allora, Scrivete. dicete. Allora, Scrivete ragazzi, io... qualcosa, Scusa Simone, non se mi ti lasciate interrompo. solo, No, per no. favore. Io- Anche se è così, è un bravo ragazzo. Non ci credete? Sta dicendo delle bugie. Però non mi lasciate solo. Ma perché? Poi Dici. vabbè, Allora, una Giusy bella- Parisi, sì, proprio mischino. Non ti dico caca per un rispetto Quale? che ho verso i confronti Ok, di ora Simone. invece di dire queste Sì, cose, dici. visto che la tua ragazza Dici. sta dicendo una cosa del genere, vuol dire che tu devi fare perdonare qualcosa. Quindi, Aspetta, intanto ha scritto qualcuno. Mascia Brancarci, Giusy Parisi, non è dolce Simone? Perché hai detto qualsiasi posto lontano da Simone? Forse ti fa arrabbiare a volte? No, non è vero, io sono un bravo ragazzo. boh, vabbè. Questo lo dici tu, però ti devo credere. Dicevo, nel frattempo, Sì. visto che la tua dolce metà ha scritto Sì. così, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Prendi una bella canzone e gliela dedichi, così Sì. cercate di fare pace. Sei sicuro? A meno, naturalmente, sempre in un tempo Sì. che sia idoneo, no? In giornata,
Ma se la passo per il 2021? No, credo che loro siano... Allora, una canzone che a me sta molto a cuore, Simone, credo anche a te. Sì, questo l'ho capito, perché la metto tutti i giorni. Sì, perché mi piace molto, è un pezzo abbastanza ascoltato, perché comunque sì, ha avuto un bel Sta andando successo, molto, sta andando molto molto bene. Molto bene. Chi canta è una persona molto, anzi sono due persone molto umili. Se la- senti questa voce, chi canta? Va bene, scusate. Che Davvero bella no. canzone, rose Chi rosse ca- per te, ho comprato Chi canta questa stasera. canzone è il nostro amico Luigi Flauto e Katia Mauro. E quindi- La canzone si intitola Dinte Pensiero. E questa li vuoi dedicare alla tua Come, dolce metà? come Dite- fanno a Sanremo? Canta Luigi Flauto, dirige il maestro Katia Mauro. Allora ragazzi, vi lasciamo con Luigi Flauto e Katia Mauro. Dinde pensieri, ci vediamo tra poco. Ciao belli. Figa ti porta sempre, carin di pensieri mia, si una freve che non posso mai. Tu sei rimasta chiusa in una fotografia, non ricordo che fa bene il cuore. Ci volimmo bene che stia verità, nemmeno più destino ci può allontanare. Dopo 15 anni stiamo ancora qua, sono più innamorata, tu per me sei l'unica. Ma come m'ha fatta ce la sa, sapendo che voce verrebbe una storia tanto tempo fa, giuro non te sa ce la sa, moresse si dovesse perdere. Ma come potremmo cancellare i sentimenti non si scordano? Si premo cuore non ce fa, muore si deve ripassare e porta voglia di passare. Io ti voglio bene, t'ho giurato vita mia, tu sei un'emozione che non muore. Vieni più vicino, dai fatto abbracciare, giuro che non mi è passato tempo e stiamo ancora, sono innamorato, tu per me sei l'unica. Ma come hanno fatto a ce la sa, sapendo che voce verrebbe la vita. E sentimento si torna fuori che già si passa.
Ma che bel castello, ma con bello, ma che bel castello. Sì. Dalle cose che io ti chiedo. Questa canzone l'ho detto poco fa. L'ho dedicata alla mia dolce metà, se non l'avete capito, quindi a Giusy Parisi. Era ora, madonna mia. E ora Simone, io però vorrei una cosa, vorrei chiederti una cosa. Che? Dici. Dimmi. No. No, tu sei preoccupante. Quando chiedi No, tutte le tu cose- no, allora tu non mi devi dire dimmi. Come mi devi dire? Dici. Non ho capito. Dici. Dici. Allora, io ti dico una canzone che vorresti dedicare magari a qualcuno. A qualcuno. Sì. Ok. Ti prometto Sì. che dopo il prossimo Entro le 19, dentro le 18:40, cioè quando finiamo. Ma tu sai, allora Sì. tu hai una persona a cui puoi dedicare le cose. Io non ce l'ho, quindi non ho una Va bene, amorosa. ma comunque sia, tutti quanti noi abbiamo una persona effettiva nella vita. Sì. I primi sono i genitori. Infatti, però siccome voglio vedere quale canzone posso dedicare e noi possiamo mandare, e poi sai che non sono una persona Intanto molto... io volevo salutare a tua mamma che credo che ci sta seguendo. Sì, Quindi, sì. signora, buonasera. Signora Agata, giusto? sì. Signora Agata, buonasera. Scusa, tua mamma. Buonasera, signora Agata. Che bille! Buonasera. Ogni tanto anche a me mi viene... Dimmi. mi ricorda la signora Pinella. Che? Io? Sì, perché va bene, ieri sera lei non ha voluto raccontare quello che è successo, però va bene così. Ma sai Comunque, se anche oggi hai intenzione di no, chiamare? non credo. Oggi mi ha detto che aveva che fare, dice che dove andare Mi ha a detto raccogliere proprio le che- castagne alla Mi ha detto tardaria. proprio così. Sì. Che No, fare. mi ha detto che doveva andare a raccogliere le castagne alla tardaria e non sapeva che ora si tornava a casa. Ok, quindi non Perché è tu sicuro. devi sapere che lei dalla tardaria in via Plebiscito numero 169 ci sta assai. Vedi, già ti è arrivata una persona in cui puoi dedicare una canzone. Allora, Simone Russo, Sì, me la dedichi una canzone a piacere tuo? Sono un tuo fans ormai. va Quindi bene. vedi che lui dalle 10 alle 11:30 del mattino firma gli autografi. Quindi se vuoi venire. Sì, sei stato con me, vero? Sì, sì, oggi siamo andati alle porte di Catania. Diciamo, raccontiamo un po' la nostra giornata. Siamo stati alle porte di Catania che, come vi ho detto già in passato, cerchiamo di migliorarci sempre nella nostra diretta. Infatti oggi spero... tu proprio stai andando a raccontare Sì, tutti i dettagli. sì, perché io già ho detto che noi ci stavamo migliorando. Se voi sentite, ascoltate bene, oggi ci siamo migliorati nell'audio perché abbiamo preso il microfonino, abbiamo toccato il mixer fa l'uscita del computer, il computer... Comunque abbiamo sistemato l'audio, da oggi ci potete chiamare, non mi guardare così che mi fa emozionare. Da oggi ci potete anche chiamare al nostro numero di telefono. Mi sono bloccato un attimo perché no, l'hai sentito che cosa mi ha scritto? Ma che? La mia fidanzata. No. Che cosa mi hai comprato? Allora, Ma oggi io stavo l'onomastico vedendo- è nostro, ok? Perché ci chiamiamo Vero, Simone vero, e facciamo gli vero. auguri Simone. Ma E tu quindi, me l'hai ricordato. e quindi fateci il regalo. No, Soprattutto tu. ma la cosa Sì. che io stavo chiedendo io alla tua ragazza era dove era il bottone per sbloccarti, perché Qua praticamente... dietro, ma... No, già va bene, ti faccio. Vabbè, così. Va bene, ragazzi. Allora, Simone, la vuoi dedicare questa canzone a Masha, per favore? Sì, dedichiamo una canzone di Valerio. Sì, Anzi no, gli dedichiamo quella di Rachele, sì. che è bellissima questa canzone con un video Quale? molto molto bello. Quello di poco fa che ti Quella? dicevo io. Sì, Quella sì, bella? Quella che mi hai detto, quella che mi hai detto tu, Sola? Ah, sì, è bellissima questa canzone e poi tra l'altro ha una voce spettacolare questa ragazza. Una vita meglio sola che mal accompagnata. Scusa. Se non mi vedrete più, non so oggi, ma se non mi vedrete più nelle dirette adesso sapete avete il capito. motivo. Ecco appunto. Cioè, io stamattina ti prepari le canzoni completamente. Cioè. Ma perché comunque sia, mi sa tanto che anche tu sai che dove siamo stati noi oggi pomeriggio, Ho no? capito, però non... Va bene. Va bene, comunque ci siamo. Canzone di Rachele Sola e ci vediamo tra poco. Ciao belli!
sento buono, voglio stasera da già parla. Tutto un male che hai fatto, come l'ha già scordato. Di la verità non t'ho negato. Non t'ho faticato, non ti credo più. Niente, non si più niente. Te cagnate espressione, ti vedo stranito. Non so più che la vogliono, che le navote, che t'aspettava a casa, che si preoccupava. Sono cambiata, sono un'altra persona, sono rinata e non ti credo più. Sola, sola, senza più pensiero, non ho più voglia di amare. A che serve dare senza avere? Sola, sola, libera. Ricomincio da qui, forse è meglio così, lascia perdere. Voglio stare da sola, ma già sfida. Voglio uscire compagni, andare al cinema. Sono stanca, voglio variare tutti i sabato sera in discoteca. Che la vogliono, che le navoto, che t'aspettava a casa, che si preoccupava. Adesso è rinata, non ti credo più. Sola, sola, senza più pensiero, non ho più voglia di amare. A che serve dare senza avere? Sola, sola, libera. Ricomincio da qui, forse è meglio così, lascia perdere. Sola, sola, senza più pensiero, non ho più voglia di amare. A che serve dare senza avere? Sola, sola, ricomincio da qui, lascia perdere. Vi faccio vedere che lui le abitudini non le ha cambiate, quindi è ancora col telefono. Ero con il telefono, sto mandando i messaggi per vedere la nostra diretta. Ce la vuoi così la- smettere per favore? Così condividono. No, smettila. Una domanda. Sì. Mi sentite? Mi sentite forte? Fotti, è chiaro, che bello, mi stai facendo emozionare, Mascia, veramente. di nulla. Speriamo che ti è piaciuta la canzone. Che bella canzone. Te ti è piaciuta? Che bella, sì, Sì. molto bella. Mi fai ascoltare qualcosa di tu? Cioè, Io ti posso far ascoltare Valerio che già sta andando in onda. Ci vediamo proprio.
mi faccia piangere cuore, si ne accorge se tu non ci stai, e perciò fatta stringere ancora, non ce lasciamo più. Pure se c'è sta luna stasera, resta tu con me a luce in oscura, l'occhio tuoi brillano come una stella in volo a noi. Voglio tornare con te, fammi mancare respiro, rammo un vaso come prima volta che noi ci siamo incontrati. Voglio provare per te, un amore senza fine, non pizzichi in tuo cuore, non brivido d'amore, perché sono innamorata. Non mi basta che sta vita, per t'amare come voglio, se tutto si l'eterno, tu sei la vita mia, voglio tornare con te. Perché te voglio ancora, se non c'è stesso tu perché fai parte di me. Questa musica e queste parole fanno parte di te, del mio cuore. Spero tanto tu possa capire che la casi per me. Non c'è forza che possa cambiare, non c'è amore che può superare, che la caimo tengo in tuo cuore è solo per te. Voglio tornare con te, fammi mancare respiro, rammo un vaso come prima volta che noi ci siamo incontrati. Voglio provare per te, un amore senza fine, non pizzichi in tuo cuore, non brivido d'amore, perché sono innamorato. Non mi basta che sta vita, per t'amare come voglio, se tutto si l'eterno, tu sei la vita mia. Voglio tornare con te, perché te voglio ancora, se non c'è stesso te vendasse, perché fai parte di me. Non mi basta che sta vita, per t'amare come voglio, se tutto si l'eterno, tu sei la vita mia. Voglio tornare con te, perché te voglio ancora, se non c'è stesso te vendasse, perché fa parte di me. Bentornati. Ciao cugino Nino. Mi è stato il mio cugino, visto? Ciao cugino di Simone. Visto? È tutti i giorni che ci ascolta. E ora gli dobbiamo dedicare una bella canzone di Gianni Celeste. Tranquillo che te la dedico. Che bello Poi, romanticismo allora che il avete sondaggio di oggi, ripetiamo, il sondaggio di oggi Sì. dice Dici qual di- è il posto preferito dove vorresti andare alla fine, come finisce questo blocco che abbiamo in questo momento. Aspetta. Dimmi. C'è Rosy Doni Che vuole dedicata una una canzone da canzone. noi. Vediamo quale canzone possiamo dedicargli. Ora vediamo una bella canzone, sempre la troviamo, no? Certo, Da ora la dedicare trovo a chi io. ci ascolta. La trovo io. Poi Sì, poi. stavo leggendo gli altri messaggi. No, li abbiamo letti tutti.
Io vi invito sempre, scusa Simone, vi invito sempre a condividere la nostra diretta. Ciao Andrea Aragonese, che se non erro è l'allenatore della squadra del Villaggio Sant'Agata. Allora sei... Ah, il cervello ce l'ho! Mascia, potete mettere una canzone di Angelo Famao, gli auguro di nuovo una buona guarigione perché purtroppo è ancora in quarantena e soprattutto ancora positivo al Covid-19. Certo, noi mandiamo un grosso abbraccio ad Angelo e tra Angelo, pochi... tra l'altro, che fa parte della nostra della Blue scuderia, Music, esatto, della della nostra Blue scuderia. Music, quindi certo, dopo metteremo Una canzone di Angelo, senza e nessun gli dubbio. facciamo un grosso in bocca al lupo. Un grosso in bocca al lupo, gli mandiamo un grosso abbraccio. Ciao Andrea. Mi raccomando, guarisci presto, Angelo. Andrea, poi dopo mi devo mettere per forza una canzone Di ad chi? Andrea. Nel frattempo la dedico sia a Nino Russo Sì, e sia ad Andrea. sì, Che sono innamorato di questa canzone. È Sì. una canzone di Gianni Celesti. Lei mi qual dà. è? Lei mi dà. E quindi la passiamo subito, che ne pensi? Sì, devi sapere che l'abbiamo. Sì. Lei mi dà è stata la colonna sonora dentro lo Sì. spogliatoio del Villaggio Sant'Agata quando abbiamo vinto il campionato di prima categoria. Ah, Ed era la nostra colonna sonora. siete stati molto eleganti. Sì, sì, sì. Quindi mandiamo questa bellissima canzone, la dedichiamo Sì. a Nino Russo, Sì, la dedichiamo ad Andrea Aragonese, nel Ok. frattempo la dedichiamo anche a Rosidoni, e io la dedicherei anche alla squadra del Villaggio Sant'Agata. tutte interamente. Speriamo che domenica riescano a portare il risultato a casa. E anziché dire Forza Catania, Forza Villaggio Sant'Agata. Ciao, bella dopo. Wow. Che bella cosa. Ma tu dove ti affaticare? Come era brutta che la vedi. È stato tutto un suono, carrapogliata sta vede, e mi ritrovo un artista che non ci più a fatica. Guardami negli occhi, devo confidarti tante cose. L'altra sera al bar c'era anche lei, sempre più seducente. Tu non ti accorgevi, la tua amica ti guardava fisso dentro quei suoi occhi. C'era un tormento acceso. Lasciami parlare, lasciami spiegare tutto e basta. Rosso come il fuoco, la passione che bruciava dentro. Tutto è cominciato come un gioco spinto all'improvviso. Io mi sono trovato insieme a lei nel letto. Lei mi dà tutte le cose che non sai darmi tu. Lei mi dà mille emozioni e quella libertà. Facendo amore senza
continuo a dirti che tra noi è già finito tutto. Voglio star con lei, ho già capito quello che mi manca. Non sei più la stessa, quella donna di cui ero attratto. Quando quei suoi occhi c'è tutto il mondo, lei mi dà tutte le cose che non sai darmi tu. Lei mi dà mille emozioni e quella libertà. Facendo amore sento già l'immensa voglia di ricominciare. Cresce in me quella speranza di riprendermi la vita che ho lasciato, senza mai pensare che mi stai oscurando, senza più capire che ero ormai prigioniero di te. Lei mi dà tutte le cose che non sai darmi tu. Sento già lei mi dà lei mi dà, sento forte che ancora in ogni sognazione tutto questo lei mi darà. E continuo a dirti che tra noi è già finito tutto. Voglio star con lei, ho già capito quello che mi manca. Simone, eravamo già in diretta con il microfono. Sì. Ho fatto un piccolo verso. Allora, io volevo salutare la nostra amica Mari Rosi. Ciao Mari Rosi, Buonasera. buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buonasera Marirosi. E quindi, allora mi stanno mandando anche dei messaggi Sì, privati nei sì. telefoni dei ragazzi della squadra del Villaggio Sandagati che voglio. Scusa, di ti puoi nuovo- fare un grammo più in là, grazie. Devi fare un po' di dieta però. La colpa non in è questo mia. caso non è la dieta, sono le sedie. Ok. Allora, il sondaggio di oggi, ripeto, è qual è il luogo preferito, la città preferita dove vorreste andare alla fine di questa pandemia, del lockdown, di queste restrizioni. Scrivetecelo E fate- dicetecelo. Quindi, allora, Simone ha detto Roma, io ho detto Il Natale a New York. quello è un sogno, quello è il mio sogno nel cassetto, passare il Natale a New York, tra l'altro, Sì, sì, passare il Natale a New York e poi la sera del Natale sì. andare ad ascoltare Michael Bublé, il mio cantante preferito. Dice, ma Michael come fai Bublé. una radio neomelodica e ti ascolti Michael Bublé? Io Vabbè. nel frattempo, Simone, scusa se ti interrompo. Salutiamo anche Francesco Ciao Zerbo, Francesco che Zerbo che è passato davanti a noi. tra un po' ci verrà a Francesco fare... Zerbo, vuoi salutare i nostri amici? Sono... Se prego, vuoi, prego. per favore, qua Vieni. siamo persone. Siediti. Attento, non hanno troppi cari. Il bello della diretta Sì. è proprio questo. Ciao Francesco Zerbo. Ciao a tutti, come sta? Ma ci sento? Sì. Tieni, Vieni, tieni, Sì, sì, tieni. sì. Vieni. Ah, Due Simone. Dei Volevo Simone per il dire- prezzo di uno. ah, Vabbè, che ne a pensi? posto. Che Ci ne sentiamo, pensi? dai, Ci vita, sentiamo? Ci sentiamo? Ciao Simone. No, Siete qua, vieni a casa, tu. siete No, qua. no, no, Siete per qua, favore, vita, siete no, qua. no, che a lui la carne gli piace. Sì, Ah, a lui sì, eccoci è qua. un bel ragazzo. Io un bel ragazzo sono da Francesco. no, non mi toccare. Buonasera a tutti, quante persone ci stanno seguendo? Aspetta che te lo dico. Un attimo, Ecco. un attimo perché io Siamo in diretta su? 291 persone Bellissimo, siamo in diretta su? sul nostro canale YouTube Blue Music. Bello, beh, ma Ti siete stanno anche salutando, Ciccio. bene. Buonasera ragazzi, buonasera. Chi è che ci sta salutando? Mascia Brancaccio, Mascia Gela. Brancaccio, un bacio tutto a Gela. Ciao Mascia. Pochissimo manderemo anche una canzone tua. Addirittura, vero qua? Sì, Vi chiudete qua? Sì, noi ci chiudiamo qua. Avete no. fatto una bella cosa, brava la Ti Blue piace? Music e brava anche a voi. Che cosa devo fare? Mi dà 50 euro al giorno. Davolo ai 5 euro. Davolo ai 5 euro.
per 50 euro, voglio dire. No, le 5 euro lui lo sa, 5 poi, euro, poi te lo io so. racconta. Poi qual è. casomai ce le facciamo da Francesco Mirabella, 5 euro. Bravo, No, bravo, hai capito, capito? eh. Ce l'ho. Giusto, No, giusto, ma non ho dubbi, qua dentro funziona così, si parla solo di cose E sconce. lui alla faccia un po' Niente, da abbiamo... Secondo ma me senti una sì, cosa, ma io voglio fare uno scoop ora qua in diretta, ma tu hai novità? Sì, stiamo preparando una cosa, poi l'ascolteremo. Che biglia qua. E io ne le so. È quella, Aria quella Seri. che so io, Certo, molto certo. bella, molto bella. Una bella novità, però una cover, diciamo. Sta venendo Però partito bella. No, tu non so fare. Scusate un attimo, io nel frattempo... Ci chiamo. Sì, sì, sì. No, Allora, no, Francesco, io vi volevo far ascoltare ai nostri amici un messaggio di un ragazzo Sì? che ci contatta sicuramente da Napoli. Si chiama DJ Principe. DJ Principe. Vai. Si sente? Buon pomeriggio, io sono DJ Principe, vorrei sentire una canzone bella, napoletana, Mhm. vorrei sentire È una canzone napoletana. Vediamo? Aspetta, lui ce la dice. Mirko Pannetta insieme con Leffo. La canzone si chiama Cavallini. Ah, vuole ascoltare la canzone di Nico Pantetta con Elfo. E Cavallini? quindi noi, sì. E quindi noi dopo gliela mettiamo. Certo che devo mettere, è normale. Allora, mentre che abbiamo a Francesco qua, Mm. io volevo fare passare. C'è un prodotto qua, Sì. che ho registrato. Sì, bravo. Sei stato elegante. Marchio The Music. Giura. Ah, là c'è anche un CD intero, sai? Sì? Che bella cosa. Sì. Adesso re. Vabbè, io sono andato a lavorare. Va bene, caro. Nel Tu frattempo manda io Giura. mando Un giù. bacio a tutti gli ascoltatori, vi voglio bene, seguite sempre. Web, cosa web? Si dice web? Si dice web, esatto, via web. Web. Via web. C'è un web. We are the champion. No, per Francesco di Ciao ragazzi, a Un dopo. bacio a tutti, ciao. Stai facendo impazzire te. Con le mani mettimmo correndo a sti parole. Ma che bella storia fatta per amare, che non sa per bugie. Senza una ragione, trasi in dei pensieri, sei tremenda quando tocco il cuore in biglietto. Giura che mi sei innamorato, non ci può stare nessuno, e te una cosa sola, niente può fare male. Giura che tu sei più sincero, ti porta a vedere il mare, con 1000 stelle in cielo, desiderio mio sei tu. Oh, desiderio mio sei tu. Sì che l'emozione che mi fa sta buona, non dormiendo da scombare e tornano per un'ora. Io non so geloso, no. Lo sai non mi dispiace, se ti guardo ne va strada. Ma che bella storia, fatta per amare, dammi questo cuore, ti saprà solo amare. Giuro che tu sei sincera e mi porti in cuore per sempre di mano. Chiamami pure amore, chiamami se sei sincera, chiamami pure stasera, tanto so tu tutta la vita. No, non dirmi che poi fino a questo amore che dura una vita. Giura che mi sei innamorato, non ci può stare nessuno, e te una cosa sola, niente può fare male. Giuro che tu sei più sincero, ti porta a vedere il mare, e 1000 in cielo, desiderio mio sei tu. Oh, desiderio mio sei tu. Oh, desiderio mio sei tu. Desiderio mio sei tu. Oh, desiderio mio sei tu. Giù
non sta nessuno e te una cosa sola, niente può fa male giura, che tu sei più sincero, ti porta a verificare, come il se in giro dei città. Bentornati nella nostra grande piccola diretta. No, ma mi chiedevo... Ci sono beh ragazzo. Ragazzi, chiamateci al 379 20 82 Mi chiedevo 474. cosa... Sì. stai facendo tu, Francesco? Niente, abbiamo intanto, dato che c'era Francesco qua, abbiamo fatto ascoltare una canzone di Francesco che Sì. ha inciso proprio qui, si chiama Giura. Bella come canzone. Poi E, in assenza cosa avete fatto? in Avete- tua ne avete assenza, parlato? sì, abbiamo detto che Simone avevi una bella digna e, Poi? e che per il compleanno ti regaliamo il pettine per i dignosi. Vi ringrazio. Nel frattempo, cortesemente, Sì. lo ripeto sempre io che abbiamo questo Sì. sondaggio, ma ancora nessuno ci dice dove vorrebbe andare. Perché tocchi tutto? Perché questo nostro amico DJ Principe, Mm, devi sapere che è un ragazzo speciale ok. e ci ha mandato una bella foto e io lo volevo ringraziare e lo volevo salutare Lo insieme a salutiamo, si te, chiama? DJ Principe. Ciao DJ Principe, un abbraccio fortissimo da parte nostra. Sì, dai Simoni, anzi Dai da Simone e dal Pernicotto. E da Pernecotto, così non ci confondiamo. Chi scrive Simone sono io. Io ti Pernecotto spiego è una lui. cosa di DJ Principe. Come abbiamo già spiegato negli scorsi giorni, purtroppo noi abbiamo dei parametri da rispettare. Sì. E quindi Simone sta seminando, ci sembra tipo come Pinocchio che si semina e poi... Ma piano piano stavo cucchiando 4 euro. Va. Come? No, niente. Si sono- Ho detto. sì. Eh. Si sono raccolti 3 euro, ve lo traduco Ah, io. tu stai facendo Sì, il traduttore. Tu. sì, perché dato che ieri mi avete preso un po' in giro che io in italiano sono scarso, oggi mi sto riprendendo le mie Oggi- capacità, mi sto riprendendo le mie Certo, capacità. certo. Nelle ore notturne ho fatto lezioni di Ho italiano. fatto un po' di lezione, Sì, devo dirti sì. Mare che Dov'è la tua ragazza che non la mia ragazza credo che stia giocando a carte da sua nonna. Sì, perché devi sapere che loro, siccome tra un po' arriva Natale, Quindi praticamente ti ha posato. sì, mi ha posato perché quando arriva Natale, in pratica devi sapere che loro fanno, c'è presente le bische clandestine, più o meno è quella la cosa. Quindi ti posa sempre. Quindi mi prende e mi chiude dentro un cassetto. No, ti spegne. Sì, mi mette in off. Ecco, ma ora capisco perché sei così. Vabbè. Masha ci dice nel frattempo sto mandando il messaggio su WhatsApp ad Angelo. Famao, vediamo se si collega qui e ora gli chiedo che mi avete mandato i saluti. Si sa che tu in italiano sei abbastanza basta, ciao ragazzi. Per favore non lo maltrattate perché poi quando non siamo in diretta le cose che mi dice mi si intenerisce il cuore. Per favore non lo maltrattate, grazie. Ce ne sono ancora. Ma quindi tu non stai giocando a carte? Cioè mi stai facendo prendere in giro ma non giochi a carte? Per favore, io già lo so. Puoi confermare tu che E non ti dico neanche dov'è che sta giocando a carte. Dov'è? Nel tuo quartiere, che io da te la prenderei, la butterei fuori, ma non la farei entrare proprio minimamente. Stavo dicendo, non la Facessi. facessi. No, però non è vero che lui Scusate. no, proprio non lo fa apposta, è così. Allora, è così. un euro, Comunque, lo sai che 10. ti voglio Ragazzi, ho raccolto 1,30 euro per i soldi di Simone che gli sono caduti, guarda, cosa hai cose, fatto? 1,30 euro, ma ti rendi conto? Comunque, cosa stavo dicendo? Qual è il posto preferito dove vorresti andare alla fine di questo lockdown, di questa Io un pandemia? posto che non vorrei andare Sì. alla fine del lockdown è dalla mia fidanzata. Io ti stavo dicendo un'altra cosa. Però ti scimandiamo quasi sempre, quindi impossibile che non ci vada. Sì. Mi sono tirato un attimo. Credetemi, un terremoto. Non è vero. Ragazzi, per esempio Masha oppure la mia fidanzata, chiamateci, noi interagiamo in diretta, facciamo un po' di... Masha ha chiamato ieri, sì, quindi Masha non penso però ha ti detto voglia che chiama chiamare. tutte le sere, Mare, quindi noi l'aspettiamo, vuole certo. Tipo la signora Pinella. Tipo la signora Pinella, Ah, però la ok, signora quindi Pinella diventa- ti ricordo che oggi è a raccogliere le castagne alla Quindi tardaria. diventa praticamente Una nostra seguacia. Una Una nostra Devo seguacia. seguire.
Una nostra seguacia. Tu sai cosa significa? Vedi che io l'italiano lo so e tu no? Ora non si dice più seguaci, ora si dice in un altro modo. Ci sono i followers, Followers. e poi ci sono Ah. i, come si dice? Cosa? Follower e poi vabbè. Si vede che con la tecnologia sono proprio... Sì, dovete sapere che oggi... ciao ragazzi, come va? Saluti da Foggia. Ciao Franco, è tutto Foggia. Ciao, 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 ciao. Stavo dicendo, dovete sapere che oggi lui, guardate, si è comprato questi orecchini. Ok, non lo so se li vedete. Sì, Ma che allora li vedete. fai? Si è comprato questi orecchini alle porte di Catania. Gli è arrivato un messaggino promozionale sul telefono. Dai. E la Sapete- ragazza, no, fermo, ormai me la devi fare spiegare. No. La ragazza gli ha detto, allora, per entrare in questo coso devi scaricare devi scaricare un'applicazione. Si fotte lui. La ragazza, la signora, la commessa. La commessa, sì, la ragazza commessa, un complimento, no? Va bene, ok. E gli dice, devi scaricare l'applicazione, devi registrare. Ah, ma che cosa, non ne so fare io. Ragazzi, io non sono né La commessa social, gli fa, non sono tecnologici, ci pensa la commessa, lei deve ringraziare chi ha il telefono. tutto questo racconto che lui Sì. ha fatto, l'ha fatto solo per una motivazione, perché siccome la sua ragazza ha scritto in questo momento, ehi, attenzione come rispondi. Ma perché Quindi come lui ho, per come ho nascondere risposto? per nascondere No, che tu praticamente dimmi. la mattina lo veste e gli mette la sera la gonna. Ma non è ha vero voluto perché non fare siamo questo nella stessa racconto. casa, quindi non è impossibile questa cosa. La gonna è una metafora, come dire, Scusa, ma mette la gonna. gonna perché sono scozzese? Manda una canzone per favore. Sì, scusate. Manda una canzone. Nel frattempo scrivetemi quale canzone volete ascoltare. Però... Poi dopo un po' devo staccare perché mi devo riprendere dalle cose che dice, quindi succede. Che bella cosa! No, non puoi Una farlo. giornata non puoi sola. farlo, non puoi farlo. Aria serena, coppa una tempesta. Mandiamo un brano di Giuri Bella, Dammi il tuo amor. Dirige il maestro Simone Rosso. No, il maestro. È un'emozione quando vedo te, un'esplosione forte dentro me. Io sento solo che mi batte il cuore, batte il cuore, batte il cuore. Ma come hai fatto non so più il perché. Non penso a niente, penso solo a te. Credi che tu mi hai fatto innamorare, innamorare. Mi sbatto il cuore solo quando vengo a te. Io non capisco niente che da me. Ti voglio, dammi il tuo amore. Segui il calore dell'estate dentro me. Se non ci sta solo tengo a te. Che brilla dentro il mio cuore. Mo sono innamorata di te. Questa sensazione non l'ho mai provata. È una confusione forte dentro me. Mo sono innamorata di te. Non so come quando è capitato. Sacci che sono pazzo solamente te. Niente ti posso umiliare, niente ci posso fare. Se non mi è capitato, mi è pigliato, tu stai fisso qua. E mo, come ti dico che mi sono innamorato. È la prima volta che succede ancora. Mo manco l'aria, su tasto sole. E m'annamoro. Mi sbatto il cuore solo quando vengo a te. Io non capisco niente dentro a me. Ti voglio, dammi il tuo amore. Segui il calore dell'estate dentro me. Se non ci sto solo tengo a te. Che brilla dentro il mio cuore. Mo sono innamorata di te. Questa sensazione non l'ho mai provata. È una
sono pazzo sulla vendita. Sono innamorata di te, sono innamorata di te. Non so come quando è capitato, sai che sono pazzo sulla vendita. Non l'ho mai provata, è una confusione forte dentro me. Mo sono innamorata di te. Non so come quando è capitato, sai che sono pazzo sulla vendita. مش باتو غار solo quando Bentornati nella nostra diretta, bentornati amici. Non mi avvisare mai, Volevo salutare Beppe Canterino. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Volevo leggere un messaggio di Franco Scappa che dice: ragazzi, attenzione. Franco, per cosa? Per cosa? Che noi ti rispondiamo subito. Nel frattempo volevo rinvitarvi al chiamare oppure mandare un messaggio vocale, un messaggio scritto al 379 20 82 474. Potete sia chiamarci, come dicevo, o mandare un vocale su WhatsApp o scriverci su WhatsApp. Simone, volevamo ricordare anche il gioco di oggi. Oggi c'è un gioco. No, scusa, ho sbagliato. Che gioco c'è? No, ho sbagliato, ho detto così. Giusy, per favore, puoi venire e te lo vieni a prendere. Per favore, te lo chiedo. Grazie. Cioè, fammi capire una cosa. Perché mi dovrebbe venire a prendere, Giusy? No, perché non è giusto. Ma cos'è che non è giusto? Che io ti sto sopportando io. Lo deve fare lei, non io. Sì, ma lei mi sopporterà quando ci sposeremo. Ora è giusto che io mi sopportino gli amici. Vabbè. Comunque, allora il sondaggio di oggi diceva qual è il prosto. Che bel sondaggio. Il prosto non si può sentire. Il prosto? Qual è il prosto più bello che volete andare? Il più bello dove andare. Finito queste restrizioni, qual è? Tu hai detto Roma, vero? Ho detto no. Roma. Non ce ne sono altri? Magari se vogliamo fare un po' di... Io un posto dove vorrei andare dopo la pandemia, che proprio mi vorrei coricare là per un giorno, e andare in mare nella chiesa di Sant'Agata. Che oggi come oggi, se tu ci vai, non ti puoi avvicinare neanche alla cameretta. Perché? Cioè, prima ti potevi avvicinare al cancello. Oggi lo puoi vedere solamente perché c'è il cordoncino che distanzia circa 2 metri dal cancello alle panche. Quindi la puoi visitare solamente così. Purtroppo io ero uno molto che quando arrivavo in cattedrale andavo proprio al cancello dritto, e ultimamente da quando c'è la pandemia che non si può fare più. Ma credi che tutte queste restrizioni che... Sì, sono per noi assolutamente. Rientriamo sempre in quel discorso che ci siamo promessi di non prendere più. Volevo leggere intanto il buonasera di tuo fratello Venturusso. Ciao Santo. Ciao Santo, ciao fratello. Salutiamo Valeria. Ciao Valeria. È entrata Valeria. Ciao. Dovete sapere che nel frattempo, essendo che siamo in studio, entrano gli artisti, sì, e noi li salutiamo. Devono andare a registrare, quindi ci passano proprio davanti.
E quindi... Poi volevo leggere il messaggio di Masha Brancarci che dice: quando ti sposi io ti faccio da testimone. Masha, mi spiace, ma già io testimoni ce l'ho scelto. Sì, quando ne hai? Mi manca l'ultimo. C'è Nino Marchi. No, Nino Marchi è già nella lista. Boh. E vi posso No. fare leggere anche il messaggio in diretta quando gli ho mandato che mi deve fare da testimone. Ma già è Che- il programma il vostro matrimonio? Nì. Racconta. Nì, no, Come no. ti sei? Simo, spero solo che non ti prende come testimone. Che lì ti volevo, ma... No, dicevo... No. Ah! No, vabbè, a parte che quando... Amore, però io vorrei dirti una cosa. Io mi prendo Simone come testimone. Però tu devi prendere la signora Pinella. No, ma una cosa... Come l'hai conosciuta la tua ragazza? Racconta. Allora, intanto, aspetta, fatti un chilo più là. Allora, la mia ragazza io l'ho conosciuta. Sì. No, Marirosi, io ancora non mi sto sposando. Ma chi si sposa? Io ancora Stiamo no, è in parlando programmazione, è ma in sarà quando. programmazione, ma perché è così spaventata? No, perché lei, siccome ti ricordo che ieri ha detto che ha divorziato, perché sto forse spaventato dal Sì, matrimonio. ci ho pensato dopo. Cosa comunque che mi dispiace. Anche a perché me comunque tanto. alla fine dei rapporti... Non lo fare mai, visto? Mi stai dicendo... va bene, ma non tutti i rapporti sono... No, ci sono come tutti, ci tantissime sono tanti persone che rapporti che conosco vanno che- d'accordo. che si amano tanto e stanno per tutta la vita insieme, quindi il progetto di quando uno si sposa è sempre Sì. quello. Poi che i rapporti possono finire... Quando parli così succede. mi fai ricciare tutte le carte. Sì, me ne sono... Comunque, vi sto raccontando la mia storia con la mia fidanzata. Dici. Allora, in pratica ci siamo conosciuti una notte di Capodanno che io ero in protezione civile quasi 5 anni fa, quindi avevo 16 anni e lei ne aveva solamente 13. Esatto. E ci siamo conosciuti la notte di Capodanno, io ero in protezione civile, facevo servizio all'angolo con via Garibaldi e Piazza Duomo, non posso mai dimenticare questo momento. E siccome è la nipote del mio collega che io ero quella sera, sono venuto a trovare questo mio collega che è suo zio. Ed è stato un colpo di fulmine. È stato un colpo di fulmine perché devi sapere che lei è arrivata, mi ha salutato, ma io non l'ho calcolato. Sono stato col telefono tutto il tempo. Maschione. Subito dopo che lei va, mi ricordo tutti i particolari, lei poi c'era un'ambulanza dietro di me, quelle le ambulanze sul corridore che è andato dietro l'ambulanza e aveva le scarpe con tacco e si è messe le ballerine rosse. E da lì è scoppiato il tuo amore per le No, ballerine. da lì io non l'ho calcolata. Mare, già ho letto quello che ha scritto e mi sta venendo da voglio morire ora subito. Non E ti becco, poi, sennò poi devo mandare la canzone. sì, e poi e comunque lei è spostato, mi hanno salutato, io ho detto buonasera a tutti, lì li ho salutati a tutti. Dopo 5 secondi circa mi arriva una richiesta di amicizia su Facebook. Che pensa, un 4 ore per dire no Mare, non è passato un quarto d'ora, frati, non è passato. Come finì? È finita Mare che il 31 notte, l'1 gennaio abbiamo iniziato a messaggiare. Poi siamo stati l'1 e il 2 e io il giorno 3 faccio il compleanno, il 3 di gennaio. Siamo usciti la sera, aspetta, siamo usciti... che lo facevi tu il 6 di gennaio? Era la Befana. No, ma dopo... Ci assomiglio, ora guardate il naso. No, vero, giuro. Mi manca solo il neo qua e poi sono la Befana uguale. Perciò vi stavo raccontando, siamo usciti quella sera e da quella sera dopo l'apertura dello spumante ci siamo baciati e da lì è nato il nostro amore. Quindi io per il mio compleanno ricevo 2 regali, uno per il compleanno e uno per l'anniversario, e vorrei sposarmi anche il 3 gennaio, così ne ricevo 3. Vedi se poi ti puoi picchiare magari la data di quando uomo muore e sia a posto. Io non lo so. Allora, io ora fantasia proprio. Io ora faccio anche una cosa, cerco di procreare un figlio per poi farlo nascere il 3 di gennaio. Così io stavo pensando di partire il 3 di gennaio. Quindi non ci sei il mio compleanno. Vabbè. Allora leggiamo i messaggi. Sì, a riposito, sì. perché ti si cava pensare in modo dopo sto racconto. Allora, trovare
mio fratello vuole andare a Napoli a trovare il nostro fratello amico Saldavinci. Che salutiamo, Che ciao Sal. salutiamo Sal, che a volte capita che ci segue. Non è detto, può essere che dopo il matrimonio il rapporto della coppia rimane uguale, questo sempre tua moglie. Poi mia moglie è la mia futura moglie, nonché la mia attuale fidanzata, quindi smettiamo. Tra l'altro dici che sei anche antipatico. Poi ovviamente non tutti per fortuna siamo uguali. Vabbè, credo che sia il mondo un è bello, rapporto finito da poco. come si dice, il mondo è bello possibilmente- perché è vario? Si dice così? Manda la canzone. No, veramente. Ditemi quale canzone volete ascoltare, così mi Amore, aiutate. ma senti una cosa, perché non ci chiami in diretta? Ma perché non ci chiami in diretta così parliamo almeno faccia con faccia? Che ne pensi? Sì, chiamalo, sono curioso. Sì, curioso. devi chiamare. Se non chiami, chiamalo. non fai l'amore per 2 anni. Non c'è la pizza tu, scusa. Ah no, tu, vabbè, tu sei... non c'è pizza. Allora, Mari Rosi dice Pandetta, e allora voglio accontentare la mia amica Mari Rosi con Nico Pandetta. Mettiamo quella bella che mi piace a me. Quella con Marco Colone e Pino Sì, Francese. E allora, Nico diamo Pandetta un po' con di vita Marco a Colone questa diretta. e Pino Francese. Danza. A tra poco. Ciao belli. Chi siamo belli? Senti. Io viene qua, non stiamo ancora noi, anni ci basta poco per ci innamorare. Mi fai impazzire quando mi dici così, tutto da sbagliato che femmina sei. Facciamo amore, già stiamo in coppa l'una, se va sono sti cose, che voglio di volere in ossessione. Facciamo amore, siamo soltanto noi, ma manca ciò respiro. Spoglia così, amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce la siamo più. Sto serena pazza, non la pressione su, in estasi d'amore mi manchi sempre più, io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Da stringere le mani più forte, si sto potendo adesso non me ne importa. Voglio amore per tutta nottata, siamo più forte pazzi innamorate. Come non voglio la vita mia, questo è sopra una famiglia mattia. E t'accatassi non vuole una stella, ma solo tu resti sempre più bello. Facciamo amore, già stiamo in coppa a luna, se passano ste cose che voglio di volere, si non ossessione. Ancora, siamo soltanto noi, ma manca ciò respiro, si mi spoglia così. Amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce lo siamo più. Stasera balla, ho la pressione su, in estasi d'amore, mi mandi sempre più. Che non ce la faccio più, che non ce la faccio più. Facciamo amore, già stiamo in coppa l'una, se va sono sti cose, che voglio di volere in ossessione. Facciamo amore, siamo soltanto noi, ma manca ciò respiro, si mi spoglia così. Amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce la siamo più, e non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Dimmi, cosa devo fare? Cosa stavi cantando? Danza di Nico Pandetta. Come fa? Canta. Amore, danza. Devi non cantare ci qua. pensare Devi più. cantare qua. Ma ugualmente. No, devi cantare qua perché hai un ascolto migliore. Ma lasciatelo stare, non è vero.
ci sono i cantanti, ci sono gli artisti che devono Che cantare. bello io no. artista che hai. Allora, io volevo salutare Mary Rosy che intanto tutti, dice sono facimmo stanchi. amore, già stanno in coppa a l'uno, ci manda le bombe. Poi volevo salutare Barbara Amore, buonasera a tutti, bellissima canzone. Mary Rosy che dice grazie mille ragazzi. Di nulla, noi lo facciamo con tutto il cuore. Ancora stiamo aspettando la chiamata della mia fidanzata. Io credo che fa prima a lasciarti che a chiamare. Non Sì, so perché. forse fa un po'. No, sto scherzando, sto scherzando. Ma sai che ti devo dire? Che Sì, abbiamo cosa mi dici? un'altra sorpresa oggi. Oggi è la giornata delle sorprese. Che belle È sorprese. arrivata ora Sì, per sì, registrare, credo abbia qualche lavoretto sotto mano, sì. la nostra altra cantante che fa parte della nostra scuderia. Che ieri ha fatto il il compleanno e non abbiamo fatto una è gaffa. venuta qui a trovarci. Quindi Sì. adesso mi tolgo io, Sì. entra Valeria, vi Sì. saluta e vi facciamo Ora per ascoltare favore, dopo- te ne vuoi andare? subito, immediatamente Ok, lasciamo il vattene. posto alle donne. Vattene. Vattene. Il bello della diretta è proprio questo. Vattene perché non ti voglio più. Tieni, dagli la cuffia a Valeria. Sì? Mettiti la cuffia, accomodati. Simone, la chiudi la porta? Che sei Altro? stato? Vuoi caffè? Sì, un caffè e un Cosa? cornetto. Tu Dimmi, cosa vuoi, dimmi. Valerio? Un caffè e un cornetto? Che Un vuoi? cornetto. Un cornetto, Ah, vabbè. basta, avete finito tutto a posto? Sì. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Valeria, Ciao, ciao. Simone. Ieri ti abbiamo fatto gli auguri perché la nostra amica Katia Mauro, devi sapere che ci ha avvisati che tu ieri facevi il Ma è compleanno. stata davvero gentilissima. Volevo mandargli un saluto a Katia Mauro. Quindi è notizia vera. Sì, sì, vero. Non abbiamo fatto una gaffa, che bello. Sì, Perché ieri. pensavamo di aver fatto una gaffa. No, da ieri un anno in più. E quindi gli facciamo tutti gli auguri a Valeria qui, Grazie. anche se in ritardo. Tanti auguri ancora. Vabbè, ancora è valido, dai. Sì, ancora dopo le 24 ore mi È sembra che... valido. No. Allora buono. Quindi Valeria, Dimmi. abbiamo parlato qualche settimana fa del nuovo tuo progetto. A che punto siamo? A che punto siamo? E stiamo andando. Ah, e quindi, Quindi stiamo manca poco ormai. aspettando, sì, stiamo aspettando qualche ultima dettaglio, qualche Sì? cosa. Sì. E si va, si va. E cosa ci... Ah, ti stanno facendo gli auguri, eh? Grazie. Ehm, E io di qua. Marirosi ti fa gli auguri. Grazie Marirosi. Auguri in ritardo Valeria, Mascia Brancacci. Grazie anche a te Mascia. E niente ragazzi, stavo chiedendo a Valeria. Sì, stiamo lavorando, come abbiamo già ben detto esatto, qualche settimana fa, sul duetto. esatto, con Anthony, Con il nostro Anthony, il amico nostro Anthony. artista dei Napoli. Anthony, ti salutiamo Anthony. Ciao Anthony, E quindi Eh, prossimamente il nuovo duetto. brano Valeria. che non abbiamo featuring detto il titolo, l'abbiamo tenuto in Sì, sos- no, non l'abbiamo l'abbiamo detto? detto, Ah, sì. ok. Mi fai vivere e morire. Guarda, mi insultano, mi dicono sei anche simpatico con la mascherina. Visto? Siamo molto simpatici con la Con le mascherine siamo più belli. Sì, perché almeno È un tocco, l'espre- è un tocco sì. di fascino in più secondo me. Sì, sì, sì. Che devo Però fare? allora in base alla maglietta, ogni giorno ne In cambio una. base al mio... Hai visto? Visto quando siamo fashion? Ah, Carla Pucci ti fa gli auguri. Grazie Carmela. Grazie ragazzi. Grazie E quindi veramente. ragazzi, io saluto Valeria Io perché saluto sta andando voi. di là ad ultimare appunto le Gli ultime dettagli. cose. Io saluto voi, un bacio grande grande. E proprio mettiamo il brano di Valeria, Stanza 22. E quindi buon ascolto a tutti e Una ci vediamo buona dopo. serata. Ciao Da Vale. parte di Valeria. Ciao ciao. Ci vediamo sempre a Domorice tu, quinto piano a destra, stanza 22. La solita scusa, sempre che là. Faccio tardi da lavoro. Sacce che sbagliate, a che posso fare? Se più forte ancora che sta verità. Che ci fa tremare e più ci fa masà. Mezzanotte ti voglio ancora. Siamo noi, solo noi, una storia che non sa sapere. Siamo noi, quelli che ci ma manna scuse tra gente. Se c'è lei, trova
Allora, bentornati. Simone sta per ritornare qui con noi un attimo a mangiare, perché lui dovete sapere che è un mangione, e quindi sta tornando. Allora, nel frattempo volevo salutare Antonio Motta. Ciao Antonio. Volevo salutare Carmela Pucci, che credo che si conosca con Mary. Dice vai a studiare. No, non voglio studiare. Che bello, perché non volete studiare nessuno? Ah, è ritornato. Ciao Simone. Salve. Ti ho detto che stavi mangiando ai nostri amici, perché tu sei un mangione. Non è vero, assolutamente. Non ti sento. Non è vero, perché non mi senti? Voi mi sentite? Scusa, sto gelato, potevo mettere qua. Già il latte al cioccolato, Ok, dolce, perfetto. un po' salato. Potresti smetterla di appiccicarti a me? Ah, Carmela Pucci è la figlia di Mary. Quindi sono mamma e figlio veramente. Io pensavo che scherzavate. Mia mamma. E invece è sua mamma. Ma che bello. E allora, che bello avere madre e figlia in diretta qui con noi. Fa piacere. Stiamo su Instagram. Certo, io sì. Allora, noi abbiamo la pagina Instagram che è Blue Music Record, e il mio è Simone Speaker Pernigot. Non mi guardare in quel modo perché è il mio nome d'arte. Lo possiamo chiamare nome d'arte? No, se ti senti artista. Ma io non sono un artista, sono... Considera che Angelo Mauro mi chiama il DJ. Ah sì? Sì. Comunque, che mi sono perso? Che ti sei perso? Che Sì, niente, che perso. la madre dice alla figlia che deve andare a studiare e la figlia dice no. Simone Russo, come stai? Allora, Antonio Motta. ora ti spiego chi è Antonio Motta. Sì. Io per 2 giorni consecutivi Sì. ho salutato una persona mia cara, che è Antonio Motta. Ho detto che è un operatore del Cannizzaro. Ah, ok, ricordo. Una di quelle persone praticamente che ha un cuore enorme, uno dei nostri angeli che lavora nell'azienda sanitaria, nell'ospedale Cannizzaro. Quindi voglio mandargli un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio ad Antonio, e gli voglio dire che gli voglio molto bene. E sempre grazie a lui, a tutti quelli che lavorano in ospedale, che ci aiutano, ci supportano quando noi abbiamo di bisogno. Quindi un grandissimo abbraccio ad Antonio, ti voglio bene, fratello. Poi oltre ad Antonio, scusami se ti interrompo, Simo, voglio mandare un grazie a tutti, ma a tutti gli operatori sanitari, dottori di tutto il mondo, perché in questo momento è una crisi sanitaria in tutto il mondo. Quindi io voglio ringraziare a nome mio, di Simone, di tutta la Blue Music, tutti i sanitari che in questo momento sono in opera per sconfiggere il Covid-19. Detto questo, voglio dire, ma tu mi prendi cotto? Sì, che è? Avvicinati un po', Simone. Come posso avvicinare? Scusa. Ti fai chiudere. Fatti Comunque, più in là. volevo dirvi che noi abbiamo fatto un sondaggio. Chiara Guida, buonasera. Ciao, Chiara, buonasera. La conosci? Poi volevo dirvi che No, dico un saluto da Salerno. Ti sto dicendo, la Ah. conosci? Sta a Salerno. ci seguono anche da Salerno. Lo vedi? Quindi ora ci stiamo ingrandendo. Condividete la nostra diretta. Che? Così Dai, ti prego. Condividete la nostra diretta. E poi volevo dire oltre che a abbiamo condividere fatto la nostra un diretta, sondaggio. Il sì. sondaggio era: qual è il posto preferito dove vorreste andare alla fine di Io questo comunque ne ho blocco un che noi altro. abbiamo. Vabbè, il tuo non mi interessa più. Adesso voglio sapere quello delle tipo Mary Rosi, Carmela Pucci, Chiara Guida, Antonio, tutti quelli che ci state seguendo. Scriveteci qual è il posto preferito dove vorreste andare alla fine di questa pandemia, quando tutto sarà finito, oppure un posto che voi sognate da tempo che vorreste andare. Tipo io ho un posto oltre quello che ti ho detto, quello è il mio sogno nel cassetto, no? Natale a New York a guardare Michael Bublé. Però un altro posto che vorrei andare era quello voglio fare una crociera ai fiordi. E Verdino Vergesi. Mamma mia, c'è andato mio cugino, praticamente ho visto le foto e... Che bella crociera che sia. Sì. Tu l'hai fatta la crociera? Mai.
Neanche quella mediterranea. Ti invito a farla perché è qualcosa di bello. Che bella crociera. Diteci quale canzone vorreste ascoltare. Chiaraguida dice al mare. Al mare. Bello, al mare è bello perché Bello. poi si può creare anche un'atmosfera molto bella al mare. Una pizza di sera, bello. Ecco, tu hai queste idee. Sì. Ma dico, ma tu l'hai fatto con la tua fidanzata? Certamente. Sì. Giù. Vero? Ma Non lo sai perché? pensavo. Perché la cosa bella è che Mette dritto, Sì. perché praticamente mi sta bene a scogliosa. allora, Mary Rosy dice su un'isola deserta. Ma perché? Perché? Senza Simone. Perché vuoi andare su un'isola deserta? Senza Simone, sì. Senza Simone che? Tu. Che c'entro io? Dico, perché in un'isola deserta? Allora, se vuoi andare in un'isola deserta, aspetta il prossimo lockdown definitivo e esci da casa. Più deserta così Non vuoi. c'è. Non vuoi, giuro. Ora Non vi E scelta la ti prossima stavo- canzone. Ti stavo dicendo una Sì, cosa, sì, una cosa sì. importante che me l'hai fatta Sì, anche una dimenticare. cosa importante detta da dire. Vabbè. Simone, ti hanno scritto. Antonio. Antonio, il mio amico del cuore, Antonio. Vi stavo dicendo che comunque sì, io l'ho fatto con la mia fidanzata, lo sai perché? Perché non devo fare neanche, si può dire traffico? Che? Non devo fare neanche qualcosa, come si dice? Non devo organizzare nulla, lo sai perché? Perché? Perché non devo prendere né la macchina, la pizzeria ce l'ho a 3 metri, la spiaggia a 1 metro, quindi per questo l'ho fatto. Perché se io dovevo prendere la macchina, dovevo andare a comprare la pizza, dovevo andare al mare, già non lo facevo più. Siccome io sono in una località marina, l'ho fatto perché sto là. Cioè, voi vi rendete conto cosa mi devo sopportare? Cosa ci stiamo sopportando? Allora, Vanessa Gioia dice Santorini, Grecia, vuole andare in Grecia a Santorini. Ti metti dritto per favore. Dritto. A Dritto, fratello, dall'altra sono parte. Antonio Motta. Forse ti sei sbagliato Antonio. No, Antonio Motta. L'abbiamo capito che è Antonio Motta. È il mio amico, sì. Mary Rosy, sola voglio stare, non ci puoi andare. Ma chi? Io? No, vuole stare da sola. E poi Rose rosse per te. Ho abbiamo detto che tu non comprato dovevi cantare. Devi mettere una canzone di Angelo Famao. E io ti Certo. invito a mettere, sai Sì. quale mi piace a me? Che Dimmelo quella. No, ti do No. qualche pugno. non ce l'hai. Allora mettiamolo dopo quello di Questa, Angelo verso il Famao. cuore, no? No, mettiamolo dopo quello di Angelo Famao Va e bene. invece mettiamo Valeria. L'hai messa già Valeria? Certo. Allora mettiamo Manuel che ieri l'abbiamo messa a fine giornata. Da quanto ti ho incontrata. Scusa. Da quando ti ho incontrata, Manuel Perdonato. dirige il maestro. Ora ho capito Simone perché la tua Russo. ragazza ti vuole lasciare. Ciao, bello. Posto giusto, buonasera. Come la facciamo? Ok. Indirizzo? Va benissimo, 10 minuti gliela mando. Grazie, buonasera. Giuseppe, c'è una consegna in via Polveriera. Ok signora, ci vado subito. Non so come spiegarti che quando ti vedo non ragiono più. Mi manca il respiro quando tu mi guardi, io non vivo più. Già da tempo volevo spiegarti tutto quel che provo per te. Non tengo coraggio se poi non ti piaccio, muresse per te. Da quando ti ho incontrata penso sempre a te. Facessi cose per cazzo per dare con me. Fermati qui un istante, stai a parlare a me e dimmi di te. Se femmino vero son che innamorato pazzamente te. Da quando dalle tue mani non ti mettere paura. Non so chi lo catevo soltanto per una sera. 100 volte anche se coronato 100 volte te mi innamorassi. Credi nell'amore vero, che con te so pronta a una storia sincera. Non ho dire che sto cuore trema già, e aspetta ancora che tu ti decidi e mi va sa. Da dove la verità, quando ti ho incontrata, i mare per te. Fammi la storia che fammi sta con te. Tutta
stesse cose ragazze potave con me. Fermati qui un istante, stai qua parlando e dimmi di te. Si femmino vere sono innamorato pazzamente di te. Da quando ti ho incontrata in mare per te, fammi la storia che fammi sta con te per tutta la vita. Fammi la storia che fammi sta con te per tutta la vita. Da quando ti ho incontrata penso sempre a te. Noi siamo ritornati, rieccoci in diretta, bentornati a tutti. Ci vedete? Bentornati. Ci sentite? Allora, volevo salutare nel frattempo, volevo salutare perché già l'abbiamo salutata, la Mascia Brancarci, dice: io il posto più bello e preferito dove voglio andare dopo la pandemia è Catania, ma anche Napoli. Voglio visitare sia i posti di Catania che Napoli, è il mio sogno più grande. Sì, a Catania sono due bellissime città, nonché secondo me quasi uguali, non pensi, Simo? Sì, io sono stato a Napoli, credo sarà più di 10 volte, vado spessissimo, ho tantissimi amici a Napoli e ti posso dire, io la vedo solo Catania, Napoli vedo Catania solo 10 volte più grande, perché è molto più grande Napoli rispetto a Catania. Ovvio, quello è ora. Ma sono identiche in tutto, buche nelle strade, stessa spazzatura, ma anche stesso calore, stessa gente bellissima, stessa città bellissima, bellissima. Stessa bellissima. gente con lo stesso modo di fare, sì, modo di fare. Con la stessa voglia di vivere, Sì, perché sì, la voglia di vivere oggi è poca, ma noi ne abbiamo tanta. Proprio il calore di ricevere, sono identici a noi in tutto. Purtroppo entrambe le città, secondo me, ora io volevo invitare Simone, sia il tuo amico Antonio Motta, a chiamarci, se vuole, sì, oppure a Mary Rosy, che ieri sera non ci ha chiamato, quindi se volete chiamarci, ti ha mandato i chiamateci. fiori, Mary Rosy ti ha mandato i fiori, li ha mandati alla canzone che abbiamo ascoltato. A parole tu, come devi... provaci, non è difficile. A parole tue, l'ha mandata alla canzone di Manuel. Ok. Ciao Enea, aspettate, abbiamo Enea che ci vuole salutare. Poi tra l'altro vi voglio far ascoltare, tu mi scarichi un video di Enea prima o poi ci chiamerà. No, ora entra Enea. No, se n'è andato Enea. Ciao Enea, sta facendo le cose, ora rientra. Nel frattempo tu mi scarichi un video perché ti voglio far ascoltare i nostri amici. Enea che lui fa i tributi a Mango, esatto. Ragazzi, è spettacolare. Quindi dopo la prossima canzone, che sarà quella di Angelo Famao, ci mettiamo sia a fine Romun. Aspetta, scoop, Marino si dice che chiama. Non ci credo, ieri tutto il tempo non è chiamato. Ora chiamo, non credo. Se chiama ci fa piacere. Bellissimo. Già Simone è emozionato. Sì, sono già tremo. Allora, dato che c'è la nostra amica Mascia Brancarci che ci sta seguendo, che è di Gela, volevo dedicare, io già l'ho letto il messaggio, però volevo dedicare a lei e a tutti gli amici di Gela, Tu sia fine do Moon di Angelo Famao. E quindi ragazzi, noi vi lasciamo con Tu sia fine do Moon, buon ascolto a tutti, ciao belli. Torneremo. Si pensa a te, si suona a te, sono cotto d'amore, voglio solo te. Con quella gonna corta mi fai girare la testa, ho una voglia matta di baciarti ancora. Tutte voglio d'amore, sei tuo primo pensiero, sei tu quella perfetta, tu sia fine comune, già sento che ti amo, tengo una voglia matta di averti tra le braccia, lo sai non ti resisto, con te non ci riesco, ti penso notte
l'occasione vedrai che non ti pentirai. Parlami di te, delle tue storie, dei tuoi sogni, della tua vita, della musica che ascolti. Mentre ti guardo già tutto migliora con i tuoi movimenti, mi spegni e mi accendi. Con quella gonna corta mi fai girare la testa. Ho una voglia matta di baciarti ancora. Tu te voglio f'amore, sei tu prima pensiero, sei tu quella perfetta, tu sia fino romune, già sento che ti amo, tendo una voglia matta di averti tra le braccia, lo sai non ti resisto, con te non ci riesco, ti penso notte e giorno, sai, l'occasione vedrai che non ti pentirai. Si pensa a te, si suona a te, sono cotto d'amore, voglio solo te. Con quella gonna cotta e girare la testa, ho una voglia matta di baciarti ancora, baciarti ancora. Tutte voglio fammi il tuo primo pensiero, sei quella perfetta, tu sia fino sento che ti amo, tengo una voglia matta di averti tra le braccia, lo sai non ti resisto, con te non riesco, ti penso notte e sai. Acceso già il microfono? Sì. Siamo idioti. Perché una voglia matta di averti tra le braccia. Va. No, non me la ricordo più. Mi hai illuminato. Che bella illuminazione che hai. Sì, Marirosi, ora puoi chiamare, noi siamo qui. Già collegato tutto. Sì, si io chiama. sto aspettando solo Marirosi che chiama, però Va bene, quando chiami noi siamo qua e ti rispondiamo. e tu ci stai sentendo? Infatti è compleanno lei ieri, vero? Sì. Infatti. Abbiamo anche l'assistente perché comunque sia Masha Brancarci dice le cose che dovremmo dire noi, però lei grazie. Io devo salutare nel frattempo che ci fa da assistente, sì. Sì. Io devo salutare nel frattempo mio cugino Nino Russo e Sì. Giuseppe che ci stanno ascoltando e sono in diretta Sì. qua con noi. Quindi Ciao li voglio Giuseppe, ciao salutare, Nino. e gli dico ci vediamo dopo, tra un quarto d'ora passo e quindi un baciare. Che Poi, bel bacio che gli dai. Tu sei geloso, vero? Sì, mo. Non devi smettere, te non mi Già piace. possiamo fare solo coccodrilli, vero? Sì, la devi smettere. Marirosi, se ci sei batti un colpo. Stiamo aspettando la tua Nel chiamata. frattempo volevo sapere dei nostri Sì. amici ci hanno risposto, però ancora non ci dicono quale. Sì. Quanti siamo oggi? Quanti siamo? Siamo un po' pochini oggi. Siamo pochini rispetto a ieri. Perché nessuno sta condividendo, capito? Infatti, se non condividete, la nostra diretta non cresce. Quindi non, quindi- non fate i monelli. Condividete Quindi la più diretta. cresciamo, visto noi crescendo abbiamo preso le cuffie, Il abbiamo preso microfono. microfono, Abbiamo preso il mix. Io non posso farvi vedere perché è tutto collegato. Se no scollego tutto e e poi ce l'abbiamo. comunque tra pochissimo ci saranno tante belle novità. Quindi Attenzione, un C'è rullo di numero. tamburi. Fai il rullo di tamburi, Simone. Sì, c'è. Che succede? Stanno Mi suona chiamando. l'orecchio. Pronto? È pronto? Sì. Salve, buonasera. Buonasera. Gli Sono parlo? Mary Rosi. Ciao Mary, ciao. Finalmente. Ciao. No, perché Simone non stava più nella pelle. Addirittura. Sì, Simone sì, non stava più nella pelle. Quindi Dopo la mia chiamata deve chiamare assolutamente Masha. Sì, Masha ormai ci fa da assistente perché quello che dobbiamo dire noi lo dice lei. Ma Quindi quindi senti una cosa, per quanto riguarda il sondaggio, no? Tu hai detto Isola dei Seta, tutte queste cose. Sì, Un posto bello dove tu vorresti andare quando tutto finisce. vedi che l'isola deserta esiste. Ho detto l'isola No, Setta. allora, scusami, perché non ci vai nel frattempo? C'è stai da. No, No. no, io non voglio stare. Dopo ne parliamo. Sì. Scusami Marirosi, ti ascolto. Dicevi? Scusi, non ho sentito. No, mi ha Prego. detto a me, ti traduco perché lui è un po', qua a Catania diciamo zaurdo. Sì, lui è un po' zaurdo. Fallo dire a loro se è vero. No, non è vero, sto scherzando. Lui in pratica mi ha detto che devo andarci io nell'isola deserta, così non mi sopporta più. Addirittura. Ma secondo te me lo merito? Secondo me no. Secondo me no. Secondo me non me lo merito. Aspetta un attimo.
Sì, dici. Stavo aspettando la risposta di Marirosi che mi Sulla deserta ci deve andare chi ha bisogno di tranquillità e in questo momento vorrei tanta tranquillità, quindi preferisco restare da sola. Allora mi sta dando che dobbiamo andare tutta l'Italia nell'isola deserta in questo momento. No, arriverà la tranquillità, arriva sempre per tutti. Mi sa che dobbiamo andarci un po' tutti nell'isola deserta per avere una tranquillità in questo periodo. Ma ce l'abbiamo, dai. Che ne pensi? Basta fede, impegnarsi e la tranquillità arriva per tutti. Bisogna avere tanta pazienza. Certo. E ti assicuro che ne ho tanta. E allora, piano piano arriverà anche il tuo momento dove sarai felice, sarai tranquilla e serena. Mary, noi ti invitiamo a condividere con tutti i tuoi amici le nostre dirette pomeridiane. Quindi ti invitiamo a dirlo a tutte le persone che conosci, che magari possiamo tenere di compagnia come facciamo con te, no? Che ti facciamo ridere, ti facciamo distrarre un po', anzi speriamo che ti facciamo distrarre un po', ti facciamo svagare un po' da quel che sono i tuoi pensieri e magari pensi ad altro, pensi a ridere. Sì, questo sicuramente. Tua figlia sta ridendo, È incredula forse. Sì, ha detto "Uè, ma!" Invece e quindi non so un regalo che ti possiamo fare adesso è dedicarti una canzone. Cosa vuoi ascoltare? Grazie mille. Cosa vuoi ascoltare adesso? Vorrei ascoltare una canzone di Alessio, a piacere vostro. Alessio non lo possiamo Va bene, Pandetta di nuovo? Pandetta, ti posso far ascoltare Pazzamore di Sempre Pazzamore, va bene. Va bene. Comunque sia, tutte le richieste che stai facendo ti accontenteremo da gennaio in poi, perché da gennaio ci saranno tante novità. Va bene. Quindi io ti invito a non abbandonarci, a stare con noi. E ti invito anche, come ti dicevo prima, a dirlo a tante persone, così ci possiamo allargare, possiamo crescere sempre di più per tenere compagnia a più persone possibili. Simone, non faremo nulla, sto parlando al telefono. Va benissimo. Vi sto ascoltando. Va bene, a noi ci ha fatto tanto piacere sentire la tua voce. Grazie mille, piacere mio. E adesso ti dedichiamo questa canzone di Nico Vandetta, Pazzo Amore. Ti salutiamo e salutiamo. Hai detto che sei di Salerno, giusto? Io sì, di Salerno. Sei di Salerno, allora salutiamo Mary e salutiamo tutti i salernitani e sempre forza tutti, perché siamo tutti in un'unica barca, ma siamo tutti forti. Ciao Mary! Ciao, grazie. E sto pensando a te, che lo giorno che ti ho incontrato e parlato con me, giuro che non pensavo che poteva farmi così. Una notte d'amore non basta per te salutare, non ti posso scordare. Vieni, ossaggio ma apparatino, ti voglio che vicino, spogliamoci niente. Pagazzo amore, però ti voglio ancora, pure se ci sbagliato, tu mi vuoi pure tu una cagata. Pagazzo amore, perché fai male ancora, rimane che stasera, spogliamoci niente sotto sto cielo ancora. Non lo vivo più, se non c'è stato, se una malattia, tu sei vita mia, è buona voce, ma da già perduto, dai vieni qua, insieme con me, arriva mare, ma manca l'anima, meriti sì, non vedo l'ora che viene stasera, è venuto bene, pagazzo amore, però ti voglio ancora, pure se ci sbagliato, tu mi vuoi pure tu una cagata. Amore, perché fai male ancora, rimane che stasera, spogliamoci niente sotto sto cielo ancora. Non mi porti più, non lo vivo più, se non c'è stato, se una malattia, tu sei vita mia, è buona voce, ma da già perduto, dai vieni qua, insieme con me, arriva mare, ma manca l'anima, meriti sì, non vedo l'ora che viene stasera.
come popore tu raga palazza amore oggi famalo bene suonare Il mio amico Simone sta per ritornare e nel frattempo vuole a Masha, che può anche chiamare, così interagiamo anche con lei stasera dalla nostra diretta. Quindi chiamateci, oppure ci potete mandare un bel messaggio su WhatsApp, oppure ci potete anche mandare un messaggio vocale su WhatsApp che sentiremo direttamente qui nella nostra diretta al 379 20 82 474. Nel frattempo io chiamo Simone. Simone, vieni, ti stiamo aspettando. Sì, Simone è un attimo impegnato. Sì, Carmela, chiama per favore Masha. Carmela, poi comunque sia, abbiamo sentito la voce della tua mamma, ma ora volevamo sentire anche tu la tua voce, quindi quando vuoi ci puoi chiamare. La mia fidanzata ha deciso di non chiamare per oggi, perché comunque sia, dovete sapere che oggi io e Simone abbiamo fatto l'onomastico. Stasera io lo passerò a casa dei miei nonni, perché mia nonna fa anche il compleanno, dato che stiamo tutti in un'unica casa, è bello che lo passiamo insieme, almeno quello si può fare. E quindi io sto aspettando ancora la chiamata di Masha. No, Carmela, ma quale figura? Qua siamo per divertirci, ma quale no, che figura? Invece è bello, interagiamo insieme. Devi chiamare, se non chiami veramente non so, mi potrei anche offendere, quindi chiama e ti faremo anche un bel regalo dedicandoti un brano. E quindi devi chiamare, ormai come dice tua mamma è una catena, quindi o chiami o chiami, però prima devi chiamare Masha. Quindi io vi passo un brano e subito dopo ritorno qui insieme a me, il mio amico Simone, e poi voglio la chiamata di Masha. Vi lascio con il mio amico Nino Marchi e Cristina Pegnini. le mani forza. Mi stai lasciando stimare gelate mentre da lontano si fanno respiri o silenzi e che il resto attorno a me. Nino, ti prego, prometti che anche se lontani non ci perderemo e che questa estate la porterai dentro insieme a me. Quando ti senti più sola, stringi il sassolino che ti ho regalato, addosso hanno scritto e non mi sta amore, ma non c'è scuro. Questo tuo viso bambino e quel tuo sorriso che illumina il cuore saranno i ricordi più belli che quando vivrò piangerò. Tu mi rato bene, t'aggerato l'amore e me ne mano, a te l'assaggio solo, ma insieme a sta amore giuro,
ciao faccio forte, asciutto da che sto, tu scusa mai e sto bene, dai sempre per te. Quando sarò triste, quando sarò sola, ci sarà il tuo amore a farmi compagnia. Dentro un altro abbraccio mi perdo, non voglio andar via. Tu sanno aspettare, non perché vieni, curva a te, non dico niente, per raccontare l'amore, sogno per te. Ci arrivo per È ritornato Simone Russo insieme a me. Che bella volta. Allora, dato che Masha Mare stava aspettando che tu rientravi per chiamare, Ci vuole salutare? mi avvicinati perché non ti sento. Dico, ci vuole salutare? Sì, volevo parlare un po' con te. Con me? Sì. Ecco. E quindi Masha, Aspetta, io che chiama, ma mettete solo canzoni o melodiche per il momento. per il momento sì, da gennaio come dicevo avremo tante novità e non metteremo solamente musica, non melodica. Quindi ragazzi, sto aspettando ancora la chiamata di Masha, così parliamo un po' con Masha e poi Carmela aspettiamo la tua chiamata, perché comunque come consueto devi chiamare anche tu, perché dopo la mamma devi esserci anche tu, anche se mi hai detto che domani chiami con la mamma, però oggi noi dobbiamo ascoltare prima la tua voce e poi domani chiami con la mamma. Masha, stiamo aspettando la tua chiamata. Simone, te lo vuoi dire qualcosa? Se chiama ora mi trova. Io poi finita il prossimo stacco dovrò andare via. Prima di andare naturalmente vi saluto. Ma quindi ci stai lasciando? Oggi sì, oggi Ci sto per piangere. Oggi un po' prima. Per favore, non mi fare Va piangere. bene Carmela, oggi no. Chiama quando ti senti, Comunque- noi siamo qui e volentieri ti ascoltiamo. Certo, volentieri, molto volentieri ti ascoltiamo domani con la mamma. Il sondaggio di oggi come è andato Marina, vero? Oggi non ci hanno dato molto. Oggi non ci hanno dato tanta confidenza. Non è buono come cosa. Però? Poi cosa volevi dire? Volevo dire che comunque sia, noi saremo in diretta, volevo ricordare i nostri orari. Volevamo ricordare che siamo in diretta tutte le mattine dalle 10:30 alle 12. Ci sarò solo io perché Simone alle volte c'è, alle volte non c'è perché ha anche i suoi impegni personali. Io sono qui perché è il mio impegno personale questo, quindi sarò qui insieme a voi. Abbiamo una chiamata in diretta. Attenzione. Pronto? Pronto? Sì? Sono Masha. Ciao Masha, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Come stai? Tutto bene voi? Tutto bene. Che fai? Io guardo la vostra diretta, voi? Noi facciamo la diretta. Che bella risposta. Che bella Ma risposta. la signora Pinella, poi si domanda ti risposta. Bravo, ma è una risposta tipo lecita, no? Proprio da onestà. Da $1 milione. Sì, Cioè, sì, se sì, non sì. se non me lo diceva Simone. Però così- vedo che sì. nascono anche delle amicizie. Sì, nella è nostra vero, chat. Sono nascono contento. delle amicizie. Sono contento, meglio così. Masha, per favore, ti volevo chiedere una cosa. Sì. Puoi dire alla tua neo amica, perché ormai siete diventati amici, ho capito, Carmela, che ci chiama. E io l'ho detto, ha detto che chiama domani. Va bene, poi chiamerà domani. Va non ti bene. preoccupare. Con la sua mamma. Con la sua mamma. Va bene, ma senti, ma tu hai ascoltato tutta la nostra... Sì, sì, tutta. Ma quindi ci Dalle ascolterai... 4 fino ad ora. Vabbè, noi Non navi tra... proprio ne di fare, oh.
Ma è quella la... Se su un bot no, Sì, ho finito presto di fare i compiti. La cosa brutta è che non è che non ha niente a che fare, la cosa brutta è che si sopporta per circa 2 ore. Ah? Coraggioso. È coraggioso, molto coraggioso. Sì. Ma senti, Sì. Angelo ti ha Quello che ho capito- risposto? Non ti ho capito. Dico, Angelo ti ha risposto? Gli ho mandato il messaggio, ancora non l'ho visualizzato. Gli ho detto che l'avete salutata in diretta e se vuole entrare c'è la diretta su YouTube, canale Blue Music Record. Comunque noi ti dobbiamo abbiamo prendere una come assistente, segretario. Attenta, paro la signora Pinella, proprio mi ha trasferito il suo parlare. Ti ha trasmesso a Mario ormai la sua Sì, tra te e delicatezza lei- nel parlare. Tra te e lei sto diventando proprio da non aprire più bocca. Comunque Cioè, da qua si quello che ho dice capito- camminare un cozzoppo Ah, all'anno sì. zuppia. Da quello che ho capito vai a scuola, no? Sì, quarto Sì, anno. anche perché è giovanissima, hai detto che hai 18 anni. Sì, L'ha detto infatti ieri. a maggio. Ok. Fai 4 anni se non sbaglio. Sì. tanto Sì, l'ha con la detto 2 scuola- secondi fa, quindi sì, non devo sbagliare. infatti. Ma lui è Solo che, così. solo che per adesso c'è la didattica a distanza. Forse è meglio, no? È un po' difficile, però Non si vabbè. capisce più niente, con questa cosa della scuola non si capisce più niente. Siamo a casa, molti ragazzi hanno difficoltà. Prendi la mia ragazza che ha il 5º anno, che deve andare a... Quanti anni ha? Ha 18 anni, solo che Ah, lei la stessa età. ha fatto la primina, quindi è avanti. Sì. Al 5º anno e ha difficoltà perché comunque sia il diploma... E a quinto anno certo è un po' Hai difficoltà difficile. nella scuola? Sì. Pensavo che avesse difficoltà perché stavo con te. Non ho capito, puoi tradurlo in italiano? Cioè, pensavo che Sì. la difficoltà della tua ragazza era Sì. perché stavo con te, invece no, è perché... Aspetta, c'è una standing ovation, Mare. Aspetta. Carmela Pucci dice io sono la più giovane. Ora, l'età a una donna non si chiede. Però ormai lo devi dire perché l'ha detto lei. Credo 13 anni, 15 anni. 13 anni? Non lo 14, penso, forse. 14 forse. Ma tu come fai a sapere? Non lo so. Comunque, L'ho detto così. Dimmi una cosa, cosa vuoi ascoltare? No, Così aspetta, mi prima che trovo- noi diciamo cosa vuole ascoltare, lei non ci ha detto dove vuole andare. Ah no, ce l'ha detto, vero? Vuoi andare a Sì, l'ho Catania e a detto, Napoli? Catania e Napoli. Ma sì, non sì, vuoi andare sì. più in nessun posto, vuoi andare solo in queste 2 città? Per adesso sì, perché il mio sogno appunto è quello di andare sia a Catania che a Napoli, anche se a Catania già ci sono stata 3 volte. Cosa hai visitato di Catania? Vabbè, di Catania ci sono stata con la scuola, abbiamo visitato solamente la via Atenea, Sì. cioè la Villa Bellini, Sì, il Teatro Metropolitan e poi Piazza Duomo. Piazza Duomo, quindi siete andati in cattedrale, Museo e Diocesano centro- e quant'altro, no? Il centro commerciale E quale? e centro? basta. Le porte di Catania? Il centro commerciale, centro Sicilia e Porte di Catania, entrambi. Ho capito. Allora, ci ha risposto Carmela Pucci che ha 14 anni, quindi lo hai Ho accettato. indovinato. La accendiamo? La possiamo accendere? Sì. Allora, Masha, noi ti diamo una canzone e poi ci salutiamo. Spero Va che bene. domani sarai qui con noi. Sì, ci sarò, sempre. E ti dedichiamo appunto per farti contenta, per farti sentire ancora in allegria insieme a noi. Ti dedichiamo una canzone di Angelo Famau, se mi dai il cuore. Quindi ti lasciamo con questa canzone e ci vediamo dopo. Ciao! Grazie, a dopo. Ciao ciao. Amore, vieni un attimo, sto passando il video della tua canzone. Hai visto? Una volta che tanto mi penso, hai visto? Comunque, guarda cosa ho trovato. Oddio, che bello. Fermati un attimo che voglio parlare di te, di quanto amore tu sei, come sei bella. Tu che hai colpito il mio cuore, sono pazzo di te, come già fa da me, voglio baciarti e tu te ne vai, non ci stai, dici che
che non sei interessata, ma se mi del cuore lo giuro che ti innamorerai, farò di te una regina, la mia donna, ma se mi del cuore ti giuro niente più chiederò, io voglio averti vicino a me per sempre, non sto paziando né, puoi stasera con me, insieme faremo invidiare la luna. Parlami ancora di te, che io sono a sentire, no, ho fretta, non voglio lasciarti. Le labbra mie con le tue desiderano di più, vorrei già dirtelo, divento matto per te. E dinda ma che vuoi, se volimmo sempre più, dinda non vas già facile m'amora. Ma se mi del cuore lo giuro che ti innamorerai, farò di te una regina, la mia donna. Ma se mi del cuore lo giuro niente più chiederò, io averti vicino a me per sempre, non sto passando né, puoi stasera con me, insieme faremo invidiare la luna. Ma se mi del cuore lo giuro ti innamorerai, tu voglio averti vicino, sai per sempre. Ma se mi del cuore lo giuro che ti innamorerai, farò di te una regina, la mia donna. Nel cuore ti giuro niente più chiederò, io voglio averti vicino a me per sempre, non sto passando né, puoi stasera con me, insieme faremo invidiare la luna. Ma se mi del cuore lo giuro che ti innamorerai, io voglio averti vicino, sai per sempre. Bentornati a tutti nella nostra diretta Blue Music. Volevo dirvi che Simone è dovuto andare via purtroppo, ma domani sarà di nuovo con noi. Quindi lo salutiamo, ciao Simone, ci vediamo domani, vi mando a salutare a tutti, vi mando un grosso abbraccio a tutti e domani sarà di nuovo qui insieme a noi. Ragazzi, mi raccomando, vi ricordo che noi abbiamo un numero di telefono che è il 379 20 82 474, a cui ci potete chiamare direttamente in diretta oppure mandare un bel messaggio su WhatsApp, sia un messaggio normale, quindi un messaggio scritto, che sia un messaggio vocale. Quindi aspettiamo i vostri messaggi e vi auguriamo che comunque sia, vi auguro, anzi mi auguro io autonomamente che sono bravo a tenervi compagnia. Salutiamo Mascia, ciao Marcia, ci vediamo domani. Volevo salutare Carmelo Di Scusi, un grosso bacio a mio fratello Simone da Samurai. Sì, Carmelo, Simone è appena andato via, ma leggerà il messaggio perché dovete sapere che la diretta rimane, quindi chi di voi vorrebbe andarla a rivedere, anche per chi ha lo smart TV e quant'altro, potete farlo tranquillamente, quindi potete andarvi a rivedere di nuovo la diretta. Marirosi, mamma quale, grazie per la compagnia. Noi facciamo del nostro meglio e cerchiamo di portarci avanti giorno per giorno,
È bello, va, è bello, a me piace stare con voi. Adesso volevo dedicare a tutti voi che mi state ascoltando una canzone di Andrea Z, che è Più bella una stella, e quindi vi lascio con una canzone di Andrea Z e ci vediamo tra poco per il saluto finale. Ciao ragazzi! Si trovasse parole per te fa capire, è scoppiato l'amore in me, ti è pigliato sto cuore senza fare rumore. Non esiste nessuno come te, sei più bella una stella tu per me. Si nasce da mattina, si prima pensiero. Si cammina per strada, cerca te, giuro è troppa voglia di vedere. Io ti portazzo con niente ci può vedere, perché sei cosa più bella, sei tutto per me. Questo cuore vive solo di te, perché nessuno a sto mondo è meglio di te. Se non ti incontro per strada mi sente morire, e mi fa che il mio cuore e ti vengo a cercare. E almeno un minuto con te, perché non riesco a vivere sta vita se non stai con me. Puro cielo stasera mi parli di te, sei una stella che brilla su di me. Quando mi addormo a notte ti porti in dei suoni, non potrei immaginarmi senza te. Sto morendo, ti voglio vedere. Io ti portazzo con niente ci può vedere, perché sei cosa più bella, sei tutto per me. Questo cuore vive solo di te, perché nessuno a sto mondo è meglio di te. Se non ti incontro per strada mi sente morire, e mi fa che il mio cuore e ti vengo a cercare. E almeno un minuto con te, perché non riesco a vivere sta vita se non stai con me. Portazzo con niente ci può vedere, perché sei cosa più bella, sei tutto per me. Questo cuore vive solo di te, perché nessuno a sto mondo è meglio di te. Se non ti incontro per strada mi sente morire, e mi fa che il mio cuore ti vengo a cercare. Per almeno un minuto con te, perché non riesco a vivere sta vita se non stai con me. Rieccoci ritornati in diretta. È molto bello vedere che comunque sia ormai siete amiche, ormai siete diventate amiche, Masha, Mary e sua figlia che si chiama Carmela, giusto? Stavo dicendo Carmela ma non ero sicuro, ma però è Carmela. Sono felice perché comunque vedete la radio serve anche a questo, a creare delle amicizie. Che magari siete di città diverse, infatti Masha di Gela e Mary e Carmela sono di Salerno, scusate, e quindi è molto bello perché si può crescere anche in amicizia. Sì, domani comunque Mary devi chiamare con tua figlia perché ce l'ha promesso, quindi dobbiamo accontentare anche Masha perché vuole sentire anche lei la voce di tua figlia. La tua l'abbiamo sentita, ma ora vogliamo sentire quella di Carmela. Quindi domani mi raccomando, chiama con tua figlia. Io nel frattempo vi volevo ricordare a sia Masha che a Mary e a tutte le persone che ci stanno seguendo di condividere la nostra diretta sui vostri social, quindi o sul vostro social che sia Facebook o Instagram, dire che siamo in diretta tutti i giorni dalle 10
dalle 10:30 scusate alle 12 la mattina, e il pomeriggio dalle 16 alle 19 con Simone, con il nostro consueto programma che domani sicuramente daremo il nome al nostro programma. È giusto che un programma abbia un nome e daremo il nome al nostro programma, quello mio e di Simone. Adesso io volevo salutare una canzone a Teresa Vino, che ci segue tutti i giorni, ci dice che mi piace ballare e ci sta dicendo: troppo stiamo a casa, c'è il coronavirus e la distanza. Sì, è meglio stare a casa, ragazzi, è meglio stare a casa, però noi siamo qui per divertirci, quindi io vi lascio con un brano. Cosa stai facendo? Ciao, belli freschi! Siete di 5 minuti con me, Come che salutiamo siamo e chiudiamo. Che ore sono? Mettiti la Sì, cuffia. perché noi abbiamo un appuntamento. È vero? Sì, per questo Pronto? ti sto dicendo. Mi state sentendo? Io non so come mai. Perché non senti? Non lo so. Io non ho fatto niente. Ah, non ho fatto qualcosa forse. No, non ho fatto niente. Ma sei sicuro? Qua Sì. non sì, Mi vabbè, senti? c'è, ma più molto Mi piano. senti? Mi stai Sì. sentendo? Mi senti? La signora Pinella stasera non ci ha chiamato perché gli ho detto che a raccogliere le castagne. Mi ha chiamato oggi, mi ha detto sono alla barberia a raccogliere le castagne. A chi salutiamo? Mary Rosi, Tu devi Mascia, sapere che qua è nata un'amicizia. Brancacci. Fai chiamare domani anche a tua figlia, Lo vedi? mi raccomando. È nata un'amicizia tra Mascia, Sì. Mary Rosi È bella e la sta figlia cosa. di Mary Rosi, che si chiama Carmela. Se non lo sapevate, lui è uno spazza. Sì. Ma te Si caga. caga. Troppo stiamo a casa e c'è una video a distanza. Va bene, Io va bene. La condivido la diretta e accetto le mie richieste. Va bene, ragazzi, io vi saluto perché Anch'io vi saluto. Con molto presto- quale lascione? Con quale lascione? Caga. Direi caga. Con quale canzone li lasciamo? No, fai tu. Va bene, allora io vi lascio con Katia Mauro come un déjà vu e ci vediamo domani mattina alle 10:30. Ciao belli! Ora, mentre guardo i tuoi occhi mi dicono tanto di noi e di quanto sei. Ancora, voglio ancora che mi stringi forte e mi guardi così. Dimmi quanto mi vuoi, è come un déjà vu, come se fossi stata già qui. È come un déjà vu, se mi sfiori le labbra così. La stessa luna che ci guarda, lo stesso mare che ci bagna. Il tuo sorriso non mi stanca, sei tu l'uomo giusto per me. È come un déjà vu. Dimmi che non esiste l'estate se non stiamo insieme io e te, solo io e te. Ma poi anche se non mi sfiori le mani ho bisogno lo stesso di te. Già per sempre ti vorrei. È come un déjà vu, come se fossi stata già qui. È come un déjà vu, se mi sfiori le labbra così. La stessa luna che ci guarda, lo stesso mare che ci bagna. Il tuo sorriso non mi stanca, sei tu l'uomo giusto per me. È come un déjà vu. È come un déjà vu, come se fossi stata già qui. È come un déjà vu,